Martedì 15 dicembre direttamente dal Circolo Stella Azzurra, 12° impegno di campionato Serie A Girone Roma. Si affronteranno Roma Calcio a 8 GSA contro Golbet Calcio a 8. I giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo, una partita che si preannuncia davvero interessante con il Golbet Calcio a 8, quarto in classifica, che ha la possibilità di portarsi in terza posizione, 22 le lunghezze in campionato, classifica diversa invece per la formazione giallorossa, ferma a 17 punti, settima la posizione occupata in classifica, Golbet che molto probabilmente attaccherà dalla sinistra alla destra dei vostri teleschermi. Si intravede un pizzico di vivacità da ambo i lati. Ora il Golbet chiama il triangolo, poi la conclusione tutta con il mancino. Pallone che finisce sul versante d'attacco lato di destra, pallone messo in mezzo e c'è un colpo di tacco con tanto di gol. Simone Feola porta in vantaggio la Roma Calcio a 8 quando siamo giunti intorno al 10° minuto di gioco. Sulla sinistra riceve ancora il giocatore maglia numero 7, attenzione al suo sinistro, lo carica, arriva, non inquadra però lo specchio della porta, si dispera ancora a terra perché l'occasione era davvero ghiotta. Attenzione a questa occasione per il Golbet, può arrivare la conclusione, c'è il gol del pari quando siamo giunti intorno al quarto d'ora di gioco. La festa del Golbet che riesce a riacciuffare il match e a riportarlo sul parziale di 1-1. Riparte la mananova del Roma Calcio. Attenzione a questo colpo di testa efficace ed è doppietta di Simone Feola che va a festeggiare con i propri compagni a sorpresa dopo questo calcio di rigore recriminato dalla Golbet. Arriva il 2-1, il sorpasso del Roma Calcio a 8. A liberare ci sarà calcio d'angolo per gli ospiti, battuto immediatamente, attenzione a questo super intervento del portiere, il numero 5 Pantaleoni, che poi commette un errore, perde il possesso, fallo segnalato dal direttore di gara. Ricomincia il Golbet, la manovra per vie centrali, ancora per Feola che smarca tutti quanti e va a metterla alle spalle questa volta di Caterini. Di nuovo in parità il match quando siamo agli sgoccioli di questo primo tempo, la firma del 2-2 è del giocatore maglia numero 7, lo ricordiamo, Andrea Tubani. Andrea Tubani davvero molto vivace, ha riacciuffato il match in 2 occasioni. Attenzione a questa zampata vincente, gol di rapina che porta in vantaggio definitivamente il Golbet sugli sviluppi di un calcio inattivo. 3-2 per la formazione ospite, quasi a sorpresa. Guardo in profondità, buono il triangolo, c'è un uomo libero sulla sinistra e arriva facilmente il tap-in di Marco Garofalo e si tratta di doppietta anche per il numero 3.